il bilancio consuntivo di questa esperienza teatrale è negativa, è simpaticamente negativa, quindi ci stiamo trascinando da un ventennio così, ma il vero teatro, frutto di una passione, di una idealità, di una speranza, di un progetto, ma non soltanto il teatro, anche la musica, la danza, il cinema, negli ultimi, lascio fare a voi, 20, 30, 40 anni, Reagan, Thatcher, Berlusconi, Craxi, cioè quando sono cambiati i valori ed è entrato il concetto di edonismo, di piacere, di successo, i soldi, eccetera, è chiaro che la prima a essere colpita è stata la fonte ispirativa degli artisti e il rapporto tra società e cultura, per cui la cultura è stata sempre più messa al servizio di altre cose che non c'entravano nulla con l'arte. Naturalmente questa è la morte, diciamo, del teatro. Lì è morto, cioè è morto, l'hanno ucciso. Se non che ne hanno conservato la veste esterna, cioè oggi tutti fanno teatro, tutti fanno cinema, tutti fanno musica, cioè le cose vivono ugualmente, però sono deprivate della linfa ispirativa profonda, della capacità di scandalizzare, di raffigurare in modo veritiero la condizione umana, far uscire gli spettatori da un film o da una musica o da uno spettacolo teatrale turbati, con degli interrogativi, forse con un po' di vergogna anche. Ecco, questo è un delitto fatto bene. Poi di per sé lessicalmente il titolo è derivato da Wojciech di Büchner, da un'opera in cui il poliziotto alla fine, dopo l'omicidio, dice un bel delitto, un delitto fatto bene e così via. E quindi fatto bene perché pur avendolo ucciso sembra vivo, ecco il teatro. E la tua carriera attraversa diametralmente tutta la storia del teatro della Sardegna di questi ultimi anni. Sì, questo è il valore profondo del libro. Bisogna che chi ci ascolta, chi ci vede, faccia uno sforzo veramente di immaginazione e mi segua in questo paradosso. Se personalmente chi parla nel 70, come aveva già desiderato di fare, avesse lasciato il teatro in Sardegna non ce ne sarebbe quasi, perché avendo io portato in Sardegna i registi che hanno poi fatto su Onnottu, quelli delle Labbra Bianche, Gli occhi tristi di Guglielmo Tell, e così via, tutto, e poi col Crogiolo gli altri, Dialogo, Tragoidia, Sculacciando la cameriera, Io Feuerbach, Il comunista, eccetera. Tutte queste energie che io ho radunato, non soltanto nazionali, anche sarde, no? Stavo parlando di Masala e di Ruiu per Onnottu. Tutto questo non sarebbe avvenuto. Naturalmente sarebbe avvenuto ugualmente il teatro, solo che sarebbe fiorito quella parte del teatro che è l'ospitalità del teatro, l'importazione di spettacoli, per il quale ogni provincia è sempre pronta per accontentare un pubblico che vuole divertirsi, un pubblico annoiato. Allora tutto questo sarebbe crollato, sarebbe rimasto qualche sporadico, perché non eravamo i soli a fare teatro, però eravamo l'80%, il 10%, il 20% era per Franco Zappareddo e i gruppi che lui aveva formato successivamente, che da lui hanno avuto origine, poi il teatro a Sassari, i fermenti moresi, quindi qualcosa sarebbe rimasto, sia chiaro, ma quello che trovate nel libro è che l'80% della produzione teatrale fa capo proprio a me e a chi io ho avvicinato o chi ha avvicinato me, e senza questa mia esperienza, senza questa mia attività, quel libro e quel teatro non ci sarebbero. Oggi il giovane ha un tale vuoto dentro l'anima, chiamiamola così, che sarà costretto a trovarlo al di fuori dell'ambito familiare, scolastico e anche della stessa rete, se non è usata, che è impossibile usare bene, perché per arrivare ai sentimenti, ai grandi sentimenti dei grandi personaggi del teatro, dai greci ai romani, al Medioevo, al Rinascimento, al romanticismo, all'epoca moderna, eccetera, per arrivare a questo bisogna avere
Ecco, bisogna fare un bagno nelle opere teatrali e con una guida. Ecco, io penso, la speranza è che oggi i giovani, come abbiamo fatto noi agli inizi, provino il bisogno di riempire certi vuoti emotivi profondi che hanno con la grande letteratura, con la grande musica, col grande cinema. Ecco. Senza però perdersi nel mare, che è qui purtroppo sotto accusa della rete, senza perdersi nel mare, ma con delle guide. Queste guide possono essere soltanto nella scuola o in quelle poche guide intellettuali che possono essere rimaste, per poter avere un'indicazione di scelte. E da qui c'è una rinascita. I giovani hanno assolutamente bisogno del teatro. Il teatro è un fatto che dura da millenni. Il teatro è connaturato all'essere umano. Il teatro è vedere se stessi raffigurati dall'altra parte. E quindi misurare il proprio grado di umanità attraverso quello che avviene sulla scena. E io penso che questa sia la speranza per i giovani, questa sia l'indicazione che io posso dare ai giovani.